Darkness is in my life. I've got no money and I've got no wife. And if you wanna stay with me, I'm happy to try. I'll be together. Essere Ostarie TV, anche osniotto segnale ti ha tenuto dal Borg, in Vicolo Silio, a Udin, Hospice di Sandro, che è da Ur dal Banco Arri, perché anche osniotto la time clients, per cui ho potuto intaccare. Viene attaccato con queste musiche, perché io vi ho detto già i nostri hospice che sono già eccitati di questi bieli, notti di Tony Longheo, che clamarin dopo a spiegarlo su un po' c'è calfas e c'è chi era su musica. I sodai sono i solis Mauro Missana, e Lunazzi alla gente parte via con i suoi disegni e pittori. Quindi via Sospis, io darei subito le parole a Mauro per introdursi qualche di questi saloni. Allora, Irene Dolzani, famose per il salotto di Irene, ma anche per tutte le schiere di altre robe, si organizza anche dai corsi, Osgnondus fevelerà proprio di un corso che sta per partire. E vin Ugo e Nicoletta, che fanno in teatro sociale, nos presenteranno un loro spettacolo, e qui sa mai che magari un'idea si interina anche fevelerà di loro per tutte le schiere di altre robe. E vin il nostro Chiaramiel, il nostro compagno di avventura, e me di Mauro Tonino, che investite a lei Luciano Lunazzi, oltre al barman Saressa Disi, il signor Parone de Ostarie e il buon Sandro che lei è da Urdalbank, che dopo forse magari nos conterà dos robes sui Beatles, magari di che un po' di così pevarines. Allora io ti sarei subito di fare una domande a Tony, ecco, che l'ha appena suonata. Tony è un cantautore, ecco, lui mi ha detto una roba un po' particolare. Io ho fatto il cantautore stato per sé, perché avevo un brutto carattere, dopo è suonato con qualche gruppo e dopo mi è toccato a fare musica elettronica, mi è toccato a fare blues e tante altre robe, però sostanzialmente attaccate a me chiamarute passe 30 anni sin da ora. In Teudin, in là che i cantautori avevi un gran bonacetto, anche il nostri Luciano Lunazzi, al Fasaralle sopra, Tonni con dos N Longheo, non è un tom, ma è sì, calere real che non lave. Allora Tony, insomma, continua un po' su tu sei spartite, dopo magari a Mauri darin l'occasione anche di feverà con le nostre Irene che ha mettuto ad una delle robe spui bieli succedute in Friuli dagli ultimi 15 anni. Ma sì, io ho cominciato nella mia cameretta, come hai detto giustamente tu, ho cominciato a scrivere canzoni perché avevo un brutto carattere, nessuno mi voleva nei gruppi, io ero quasi sempre gettonato come il vocalist, no? Il cantante. E poi invece per una serie di motivi non andavo mai d'accordo con nessuno, quindi ho imparato a suonare la chitarra dopo con un percorso abbastanza lungo, e ho cominciato a scrivere canzoni quasi subito, ho imparato i primi accordi, ho cominciato subito a scrivere canzoni e sono approdato al blues da una parte e dall'altra ho continuato a sentire quello che avevo cominciato a sentire prima, cioè il progressive, tutta la musica inglese, allegrie e si non staria sì, musica inglese soprattutto e poi anche quella americana, e sono stato influenzato da molti cantautori, da molti artisti, per esempio David Crosby, Bruce Cockburn, John Martin che è un inglese, e anche Robert Wyatt che era un musicista a 360 gradi, e io continuo a muoversi sempre era un batterista in origine di un gruppo famoso come i Soft Machine, tragico incidente, è diventato un pianista cantante, e io comunque ho sempre gravitato in queste aree, così ho collaborato con tanti musicisti, quindi abbiamo uno che è Michele Tami che mi aiuta in questo progetto nuovo che si chiama Blues Beyond, che comprende canzoni mie e anche classici del blues, canzoni mie scritte anche con mia moglie, che si chiama Lorelai Facile, che è il mio paroliere ufficiale. Ecco, che ti sta
ascoltare, proprio che ma viene anche una fotografa e dopo le inquadrarin. A Mauro Tonino il compito di impegnare le nostre Irene Dolzani. Allora, le nostre Irene è un bellissimo progetto, come diceva il mio omonimo Mauro. Un bel progetto che è un salotto musicale, letterario e anche di più. Disegna una roba però, è un salotto che non è finanziato di nessuno, cioè si autofinanzia, quindi non è a carico dall'erario ed è una bellissima esperienza artistica che mette vicino tante persone, però non sveli le robe, e dinle per aule a Irene. Buonasera a tutti, il salotto ormai è una cosa che va avanti da parecchi anni perché abbiamo già festeggiato il 4° compleanno del salotto proprio lo scorso ottobre ed è nato da casa mia, perché si chiama proprio a casa di Irene per quello, perché il primo posto dove è stato fatto è stato a casa mia, all'epoca abitavo ancora a Usoppo e ci trovavamo tra amici artisti, io sono una cantante, suono un po' il pianoforte, chiaramente c'erano i miei musicisti, ma poi anche persone che scrivevano, ballavano e ci trovavamo a fare cena, a giocare a giochi di società. A un certo punto uno fa suoniamo qualcosa, leggiamo qualcosa, abbiamo abbassato le luci, abbiamo tirato fuori un libro che era appena scritto e abbiamo cominciato a leggere e ci siamo detti ma che bella cosa questa, è una cosa che sembra uno di quei salotti dell'Ottocento in cui ci si trovava a leggere, a confrontarsi e allora da lì abbiamo deciso di renderlo ufficiale, abbiamo creato un gruppo Facebook che si chiama Casa di Irene, Salotto Letterario Musicale, che ormai conta, adesso io ho perso il conto, potrebbero esserci circa 350 persone, forse 400 e in realtà in questi anni ne sono passate tante a casa mia, ma poi anche nei vari setting dove siamo andati, che per esempio sono stati il Forte di Osoppo, il Teatro di Ragogna, che è stato uno degli ultimi in cui siamo tornati, ma siamo andati anche in trasferta, siamo andati in Trentino, siamo andati in Veneto, per cui cioè, ci muoviamo e questa cosa traina una carovana di persone che sono tutti artisti però. Non solo in realtà ci sono anche solo quelli che ascoltano, gli appassionati del salotto, ma in realtà quando andiamo poi via andiamo tra artisti, sì, ci sono quelli che scrivono, ci sono quelli che danzano. Anche Mauro Tonino, Mauro Tonino che da tanti anni ormai è fisso, non voglio fare nomi perché dopo rischierei... No, mi dite un perché le chi, non mi rischierei di dimenticarmi sicuramente qualcuno proprio perché si parla proprio di centinaia di persone che hanno preso parte a questa cosa. Ecco, una domanda, tu mai pensato ad esempio di fare il tuo salotto in televisione? Perché il salotto di Irene ha un potenziale programma, no claramente con tutte le robe che tu metti, ma non sai, fa una scelta di un'ora in un teatro, una roba del genere. Avevamo pensato a una cosa del genere tempo fa, poi chiaramente siccome come dice Mauro la cosa è autofinanziata ma soprattutto autoprodotta, cioè sono io che mi occupo alla fine di organizzare tutto e insomma nella mia vita ci sono tantissime altre cose sia artistiche che lavorative, per cui è un progetto che ha bisogno di energia e quindi sì, in realtà si era pensato, poi chi lo sa che non potrà accadere in futuro. Avessi un direttore di rete chi denante di Canal Furlan, quindi che fa il regista. In realtà per fare un salotto basta poco, basta invitare le persone perché accorrono subito al richiamo, per cui comincia a esserci già subito una bella lista. Quello che a me piace di questa cosa è che le persone si donano gratuitamente e con la gioia di condividere, di stare insieme. Non è una vetrina e quindi anche se si va in televisione non ci si va a mostrare, perché ognuno di noi è un artista che ha il suo modo di fare i concerti, cioè è una cosa diversa questa, è un laboratorio in cui ci si trova a sperimentare delle collaborazioni nuove, quindi non lo so, la musica con la poesia, il video con il batterista che fa il solo, il poeta che viene accompagnato solo dalle percussioni, il ballerino che balla insieme a un chitarrista che non c'entra nulla con il suo genere, per esempio, no? Una ballerina flamenca ha ballato con un chitarrista rock, per esempio, quindi c'è tantissimo e soprattutto c'è l'amicizia. Avresti mai pensato che avessi avuto tutto il successo a chi il salotto di Irene? Assolutamente no, perché come vi ho detto è nato in maniera del tutto spontanea, quindi
non è stato nulla di programmato e quello che mi piace è che poi alla fine appunto sono nate tante amicizie che ancora si portano avanti nel tempo e soprattutto anche delle esperienze per ciascuno di noi di conoscere diversi generi diversi tra loro con cui magari non si sarebbe entrati in contatto. Allora dicono una roba, Mauro la lancia le provocazioni di esperienze in TV, io dico non metti in limite alle provvidenze, prima di là a sentire i nostri sospi, io farei una domanda sticciose a Tony Longheu, no? Che non sa dite, le sossiore i fassi test e contribuisce a fare i test, e una biele robe perché il test ha una spietta intima, personale dall'autore, e quindi lo dico anche un biere rapporto di coppia, perché pensi che anche o vedi sensibilità differenti, sono due sperali su che robe cambia. Noi ci siamo conosciuti per la musica, io sono proprio inciampato su di lei, dico sempre questo, mi viene anche un po' da ridere. Lei mi ha chiesto che sei musicista, mi ha detto così, ma ho detto ci provo, io scrivo e allora abbiamo cominciato a scrivere delle cose e abbiamo fatto El Blues, che è il primo pezzo, uno dei primi pezzi che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto in inglese perché era un blues e quindi secondo me l'inglese era la lingua più idonea per fare questa cosa. E poi abbiamo fatto per esempio anche dei pezzi in friulano, abbiamo fatto un pezzo che si chiama Yacht di Mars che è finito su una compilation, e abbiamo fatto altre cose e devo dire che anche quando io faccio i pezzi io da solo c'è sempre il suo zampino. È proprio una collaborazione talmente spontanea, anche quando siamo a tavola a mangiare, no? E vengono fuori magari dei flash, sai, delle cose così, questo può servire, lo mettiamo nel cassetto e poi magari viene fuori che tiro fuori delle parole che mi aveva detto lei e le tiro fuori e nasce una canzone. Cerchi di melodizzarla un po' magari, allora se è in inglese la facciamo in inglese, se no la facciamo in italiano. Grazie Tony. Allora, ecco, aspetta, giusto un momento, un aggiornamento con questi artisti, dopo magari torniamo a sentire Tony e dopo conosciamo di donne anche Nicoletta e Ugo, c'è di tutta la seconda parte della trasmissione. C'è stato combinato. Il salotto di? Il salotto di Irene, si chiama. Irene. Ecco, no, perché stavo cominciando con lei. No, il problema è che è vecchio pure, ma. Ho messo anche Mauro Tonino, ho cominciato a fare un po' di robe. È un ayatollah, comunque va bene. Sì, appunto, siamo non posso fare perché non siamo nell'epoca Charlie Hebdo, allora si fa senza che sì, siamo anche la mia dentatura. sì, al volere metti il film, ma l'ho messo anche troppo. Però Mauro, anche se io sono fuori campo, mi dici di chiesa ogni tanto, mi dici ma adesso tirato fuori il matle. Il matle è l'artista, perché l'artista è quello che dà il senso alla cultura. Esatto. No, poi che altro l'avviso tirato fuori che l'impresta lì, sarebbe il caso di zonta. Allora, Tony Longheu, un'altra canzone, se non stianti. Una cosa breve, Maria, adesso poi facciamo sicuro. Allora, io direi di fare El Blues proprio, che è un brano un attimino più intimo, quindi
Signores e signors, Tony Longheo, stavi chiamando le Irene il Tami alle armoniche non si può dismettere, stavi chiamando le Irene che sta facendo, mi fa un po' paura, non chissà mai tanto, ma comunque è inquietante signor Luciano, sì, veramente, ma anche tu veramente e tu sbevo due che sta sperin bene allora. Ecco, sperin no, la per io passare ai nostri soci. Allora, prima di tutto Nicoletta continua un po' teatro sociale, ci vuole dire teatro sociale? Ma in realtà quello che facciamo noi è un teatro indipendente, diciamo così. Ecco, teatro indipendente ci vuole dire. Ho fatto il marzullo di situazione, non mi è mai preso, però mi divertisco. Vuol dire che stiamo cercando di lavorare, di costruire degli spettacoli professionali nonostante non ci siano fondi per farli. Come il Salotto di Irene. Ah, esattamente, infatti ci sono molte cose in comune, c'è un collettivo di persone che sta lavorando, non siamo soltanto noi, ci sono tante persone che lavorano in questo momento in questa città per il teatro e noi tra gli altri stiamo costruendo questi spettacoli indipendenti, quindi intanto noi li produciamo e poi cerchiamo di fare in modo che possano essere visti dalle persone, perché il problema non è farli, è farli circuitare. Però allora, domandina a Ugo circa lei spettacolo. No, mi fa le traduzioni per sapere come che l'auricolare, perché lui ha le argentine. Di Dulassetto. Io sono di Buenos Aires, Argentina. Lavoriamo con Nicoletta da un bel po' di anni sul ballo, sulla musica e sul teatro. Rispetto al teatro io porto con me un'esperienza che è molto legata alla scena di Buenos Aires. La mia famiglia fa teatro da 2 generazioni, però da noi il teatro indipendente è un fenomeno. È il fenomeno centrale che ha dato vita alla cultura teatrale di Buenos Aires, per cui per noi fare teatro indipendente è stato sempre un modo di rinnovare il repertorio, di portare avanti un discorso anche di indagine, di apertura verso nuovi linguaggi e quindi niente, trovandomi qui con lei è un'attrice da tanti anni, regista pure, e avevamo bisogno di avere un testo teatrale per 2 attrici e quindi abbiamo cominciato a lavorare. Insieme a me recita Paola Iello, che è un'altra. Che conosci bene, che vorresti invece come ospite ma non arrivi a chattare. Ma arriverà, te la portiamo. Perfetto, insomma grazie, ma anche voi avete un'esperienza teatrale a 360 gradi. Sì. Continui un po' anche le tue esperienze, perché sai che è un'esperienza piuttosto larga. Sì, insomma sono parecchi anni, però uno si deve reinventare ogni giorno, non ci si può mai appoggiare agli allori, diciamo. Teatro, canto di tradizione orale con Claudia Grimaz, che tu conosci bene, e poi il tango con Ugo, quindi c'è un sacco di. Tu sei un tanghero? Sì. Ballo il tango da molti anni, insegno, eccetera. Abbiamo anche dei progetti di musicali insieme, perché Ugo è percussionista, quindi voce e percussione. Ma Ugo, Faccio un po' di cose. Ma anche lei. Siamo multitasking. E come si chiamano le vostre compagnie? Quale teatro? Quale teatro? Sì. Confermi tu? Confermo. Perfetto, sì. Insomma. Ecco, containus un po' che anche l'ultimo spettacolo, insomma, che le strutturate. Allora, io ti dico che questo spettacolo è nato proprio dall'incontro con Paola. Noi ci conoscevamo già, però ci siamo incontrate l'altro anno e abbiamo visto che avevamo delle cose da dirci, anche nel modo di fare teatro, ed è nato da questo, dal desiderio di fare una cosa insieme. Non sapevamo bene cosa, ma volevamo che fosse una cosa bella e importante. Abbiamo cominciato a leggere dei testi insieme a Ugo e poi Ugo ha cominciato a scrivere e da lì è nato tutto il percorso dello spettacolo. Da un po' di anni lavorando, io da un po' di tempo comunque ho lavorato su adattamenti di altri testi, di altri autori, però richiedevano comunque 8-9 attori, eccetera, quindi è difficile da portare avanti. Ci siamo trovati nella situazione di avere un testo per 2 attrici che non avevamo e quindi l'unico modo era scriverlo, e quindi come conseguenza di questa necessità mi sono messo a scrivere, lavorando con loro anche sulla pratica, sulla scena, sulle improvvisazioni, e niente, siamo contenti, molto contenti, speriamo adesso di portarlo avanti. Il testo si intitola Dentro la finestra la luna e vuoi
dire due parole del tema? Ecco, Continus. Il teatro apre altre finestre per guardare il mondo che noi non abbiamo, se non è per un lavoro consapevole attraverso il teatro ci sono finestre chiuse, il teatro deve aprire finestre, metterci in contatto con aspetti della nostra esperienza della vita che altrimenti rimangono nascosti, e quindi per questo noi parliamo di una finestra, parliamo di due personaggi fortemente contrapposti nel discorso della vita di oggi, una un po' più radicale, una un po' più accomodante, che poi vedremo chi è chi man mano che la scena si va sviluppando. Ecco, non so, Nico. Insomma, vi aspettiamo a vedere cosa succede in questa casa dove vivono queste due donne. Che si barcons e quale teatro? Irene Dolzani, Mauro Tonin, secondo tu. Allora, io farei una domanda velocissima nel battute Irene. Irene, oltre al salotto, c'è fatto? Beh, io insegno canto e tecnica vocale, ormai quasi a tutte le età, dai bambini in su, fino ai 99 anni, si può dire? Sì, 100? C'è esagerate. Beh, no. Se uno fa, no? Beh, no. Grazie Irene. Sentire Tony Longheo e dopo vedi le opere finali dal nostro grande artista. Tony, ce ne schianti tu velocemente. La mia canzone più famosa, le mie canzoni più famose. Ecco, tu vorresti un po' di scurtare, mi dispiace, però purtroppo che sono sless dal marchiato. Wow. Sempre scritta con le mie femmine. Lorelei. Lorelei, esatto. Lorelei. Allora cominciamo subito magari col giro. Che obo, Tony Longheo. Oh yeah. Allora, il saluto finale dal nostro artista, avevi pure, se mi avessi fatto Meo Omar, che dice che saresti in Saltasfur. Devo fare Omar un giorno, però mi sono impegnato a fare Mauro Tonino, non ho potuto fare tutta la linea qua, no, ma perché 20 minuti è dura. Mauro Tonino, diciamo che tu l'hai fatto. Però ho fatto anche Miss Anna. Miss Anna, ecco. Che chi
chi essere Sirene, non sai, le libere, Luciano. libere interpretazioni. No, è che l'ho preso un po' di sbieco. Io ho una libera interpretazione. Sì, allora, Toni Longheu, Eltami, Mauro Tonino, Irene, Nicoletta, Ugo, Omar Costantini al Gran Capo, lui il Grand Artist, Mandi e Duci, Toni Gaviodi, Mandi Dostaria Futuro. Facendo un selfie finale, ma salutaos tutti, mi raccomando, si vede la prossima settimana come sempre su canale Furlan. Ciao! Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Guarche de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Peggio per te, bada badi bada bada bam bam bam.